L'ultima guerra dei grillini. I colonnelli del Movimento 5 Stelle scendono in trincea sul Grappa e sparano sulle grandi opere. Il quartier generale è il teatro di Solagna, nel Vicentino, dove i parlamentari veneti, pentastellati, incontrano i cittadini. Dal palco si raccolgono idee e proposte da portare a Roma e si accendono lumi sul project financing, definito la grande truffa. La parola è corretta, in fondo si pensa che siano i privati che costruiscono l'opera. Molto spesso queste opere così giganti non avranno un ritorno economico sul lungo periodo. Tutto debito trasferiamo sulle generazioni future. I reparti targati M5S accerchiano le grandi opere, dal traforo sul Grappa alla Pedemontana Veneta, progetti che per i grillini hanno un impatto devastante sull'ambiente, sulle zone interessate e sugli abitanti dei centri coinvolti. Noi ci troviamo contrari, vogliamo salvaguardare il nostro territorio. Il Movimento 5 Stelle però rifiuta l'etichetta di partito contro le grandi opere. Per esempio, i grillini tifano per la realizzazione della metropolitana di superficie, una nuova mobilità su cui il Veneto deve scommettere. È un'opera fondamentale, ha un costo importante, è ferma ormai da anni e anni, se non con piccoli processi. Quella è veramente un'opera che a livello europeo è un'opera di ingegneria voluta e che darebbe un'alternativa alla nostra mobilità. Le truppe pentastellate, dopo una mattina trascorsa a Solagna, calano su Bassano del Grappa, dove continuano gli incontri con i cittadini. Nel pomeriggio interviene in diretta streaming Beppe Grillo, proprio lui, il guru che ha lanciato anatemi contro i senatori del movimento che si sono espressi a favore della cancellazione del reato di clandestinità. Il partito, che doveva avere geometrie orizzontali senza capi, invece sin da subito ha rivelato una struttura verticale con terremoti continui che rischiano di mandare in frantumi le 5 Stelle. È il momento di far intervenire i nostri iscritti attivisti anche sulla decisione, sul processo di decisione che porta poi a prendere ovviamente delle decisioni importanti come quelle sull'immigrazione clandestina nel nostro paese. Per i grillini è tempo di chiarimenti. Alle porte ci sono le elezioni amministrative del 2014 che in Veneto coinvolgeranno circa 300 comuni e la corsa per la poltrona di presidente regionale. Sfide politiche ancora aperte. Per allora il Movimento 5 Stelle deve farsi trovare pronto. Siamo pronti, con la volontà di essere la prima regione a 5 Stelle alle amministrative della regione Veneto. Insomma, i grillini puntano dritti sul futuro, ma la via è lunga e c'è sempre il pericolo di perdersi qualche stella per strada. No, una rottura del Movimento 5 Stelle non è all'orizzonte, non lo è mai stato e non ci sarà mai.